Per quanto mi riguarda, l'unico filtro che accetto è l'educazione. L'ennesimo e l'ultimo, forse almeno testimoniato, femminicidio accaduto. Nello stesso giorno il nostro governo ha vietato l'educazione sessuale affettiva nelle scuole, dunque è questo quello che facciamo con la musica, entrare dove c'è un vuoto. Le parole e i pensieri, le azioni, la musica riflette il fatto che non riusciamo ad accettare che questo vuoto persista e che nessuno faccia qualcosa, e noi, almeno per la nostra vita, per primi facciamo un passo in avanti e tentiamo di spiegarci il perché di alcune cose. Abbiamo degli occhi, abbiamo un'anima, abbiamo un cuore, quindi facciamo quello che sentiamo, facciamo quello che vediamo.